Siamo in compagnia di Stefano Udassi, allenatore dello Stintino. Vi avevamo lasciato nel campionato di promozione, vi ritroviamo in eccellenza. Oggi gara di Coppa Italia, siete usciti, però insomma avete dato l'impressione di essere fino all'ultimo secondo in partita, avete sfiorato il colpaccio. Sì, questo mi fa piacere, fino all'ultimo i ragazzi ci hanno provato, questo mi fa piacere, la prestazione è stata molto positiva, al di là poi del passaggio del turno o meno, che comunque era il nostro obiettivo. Questo ci dispiace, un po' di rammarico c'è anche per l'ultima occasione al 94esimo, che poteva essere il gol qualificazione, ma ripeto, sono molto contento della prestazione dei ragazzi e, insomma, ci approcciamo a questo campionato da matricola. Abbiamo incontrato una squadra forte e importante con individualità importanti come ha l'Atleti Curi, che ha anche esperienza nella categoria. Noi, ripeto, ci presentiamo da matricola e, insomma, al cospetto dell'Atleti Curi abbiamo fatto una buona figura e questo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato, per l'inizio del campionato. Che cosa è cambiato rispetto alla passata stagione? Ma è cambiata la categoria e questo è già qualcosa di importante, c'è un abisso tra la promozione e l'eccellenza, giocatori di categoria superiori, tecnici che fanno anche loro che hanno fatto categorie importanti, quindi insomma, anche sotto l'aspetto tattico bisogna essere più pronti, però insomma, noi vogliamo ritagliarci uno spazio anche in questa categoria con grande umiltà ma con grande determinazione. I nomi di tre giocatori che potrebbero essere determinati in questo campionato. Per quanto riguarda lo Stintino? Sì, certo. Ma io non mi piace fare nomi assolutamente, sono uno che guarda molto al gruppo e che secondo me è fondamentale. Questo è un gruppo favoloso che già l'anno scorso ha dato modo di fare un qualcosa di importante in promozione attraverso proprio il gruppo. Poi durante la stagione è normale che le individualità verranno fuori, però in questo momento è prematuro fare nomi e non mi piace neanche farli. Invece delle squadre favorite per la vittoria del campionato? Ma credo che sulla carta Samassi, Torres, Castiadas, sono queste le squadre che secondo me Lo stesso sorso faranno un campionato di vertice e si contenderanno la vittoria del campionato. Poi ci sarà anche qualche sorpresa sicuramente. Ecco, dopo aver vinto il campionato di promozione, ovviamente ci si confronta in eccellenza, è difficile motivare i ragazzi come Stintino che vivono un sogno, una squadra che fino a pochi anni fa in prima categoria si trova con le migliori realtà sarde. L'hai detto tu, sta già nella domanda, le motivazioni si trovano confrontandoci in un campionato di eccellenza che lo Stintino Calcio non ha mai disputato, e quindi già questo è un grande motivo di onore e ci dà grandi motivazioni a me per primo. Io sono un debuttante anch'io in questa categoria e quindi c'è tanta voglia di misurarci, c'è tanta determinazione per fare bene. Certo. Queste sono le nostre motivazioni. Benissimo, noi ringraziamo il mister Udassi, complimenti anche a lei e allo Stintino per come avete interpretato anche la gara di oggi, in bocca al lupo per il campionato. Crepi il lupo, grazie a voi.